non ci siamo accorti nel corso di questi anni, noi del consorzio Treviso 2 e Treviso 3, di aver avuto costi di smaltimento in discarica che si sono esattamente raddoppiati, perché prima Paolo Contò, che è molto corretto, vi ha detto che effettivamente rispetto all'indice Istat di incremento dal 2001 a oggi noi abbiamo avuto in realtà una sostanziale stabilizzazione, se non quasi un decremento in alcuni anni. Ma soprattutto noi dovremmo dirci che se avessimo in realtà preso ad esame il costo per esempio dei carburanti e il costo, che sono, sapete, uno dei costi importanti, insomma il trasporto del materiale oltre che la raccolta differenziata evidentemente mette in conto soprattutto l'aspetto relativo ai carburanti per i mezzi che viaggiano, ma questo associato al costo di smaltimento appunto in discarica oppure all'impianto di CDR che esiste e che appunto è in funzione per questo, ci darebbe esattamente il raddoppio dei costi dal 2001 a oggi, il che significa che le nostre bollette si sarebbero dovute mediamente raddoppiare se noi avessimo mantenuto un comportamento diciamo simile a quello che avevamo nel 2001 e nel 2002. Ma vi sono aspetti anche diversi da questi, nel senso che naturalmente che cosa è riuscito a fare insomma il mettersi insieme tra comuni e creare questi consorzi di secco da portare in discarica? Ci siamo obiettivamente molto bene riusciti, anzi abbiamo raggiunto addirittura obiettivi superiori a quelli che ci eravamo posti, ma adesso manca tutto il resto qual è? Il resto è la politica nazionale, la politica regionale, cioè è indispensabile per esempio che la politica riesca ad adeguare anche e molto, perché no, lo stesso sistema di produzione, gli scarti industriali, ma anche il sistema di produzione dei prodotti, cioè i beni che vengono venduti, naturalmente, come dire, possono essere venduti indifferenziatamente con qualsiasi tipo di materiale prodotto, oppure, come sta avvenendo in molti paesi e piano piano qualcosa sta avvenendo anche in Italia, per esempio ci si occupa di dire quanto il processo produttivo si è reso più ambientalmente sostenibile, quindi ha ridimensionato insomma, la sua capacità energivora e soprattutto quanto si è ridimensionato gli scarti industriali, ma anche se si è riusciti a realizzare un prodotto che è al 100% per esempio riutilizzabile o riciclabile. Anche questo è uno degli elementi che piano piano stanno prendendo piede nel consumatore, il quale ha, come dire, via via assunto questa sensibilità e ha necessità di sapere quindi se ciò che compra è effettivamente un prodotto che può essere tranquillamente restituito esattamente alla terra che l'ha fatto maturare nel corso dei milioni di anni. Tanto per dirvi un esempio, ieri leggevo il mio biglietto dell'Eurostar e nel biglietto dell'Eurostar hanno messo un dato nuovo che prima non c'era, e cioè il paragone rispetto allo stesso percorso fatto in macchina e allo stesso percorso fatto in aereo con il risparmio di CO2. Questo non c'era fino a 20 giorni fa, insomma, no? E questo significa che c'è un adattamento alla sensibilità generale, oltre che la necessità che questo Paese cominci finalmente a rispettare anche i trattati internazionali dove abbiamo sottoscritto che facciamo determinate cose. Dicevo, la riduzione quindi, ecco, la modalità di realizzazione stessa dei prodotti è importantissima pro futuro per riuscire a ridimensionare ulteriormente la quota che siamo riusciti a raggiungere oggi di rifiuto secco indifferenziato. Le altre pratiche sono quelle che giustamente ha presentato il dottor Contò. Ce ne sono anche delle altre alle quali non facciamo riferimento ma che sono molto importanti, insomma sono tutte quelle che hanno nel corso di questi anni visto per esempio incrementare un certo utilizzo, soprattutto in alcuni supermercati, nei supermercati del biologico, nei negozi del bio, l'utilizzo per esempio dei contenitori trasportabili per poter trasportare a sua volta insomma, i liquidi o i semiliquidi quali detersivi e altro, così come i distributori per esempio di latte, il latte crudo, noi ne abbiamo già 3 in città e vedo che sono sempre presi d'assalto, per cui anche questo è un sistema molto buono per limitare enormemente la quantità appunto di materia prima e seconda che si elimina.
La questione relativa agli impianti di incenerimento, io non vorrei farla tanto lunga, però questa ve la devo proprio dire perché mi è troppo familiare per non conoscerla, insomma. La questione relativa agli impianti di incenerimento, non credo che ci sia una posizione preconcettualmente contraria, perché sennò sarebbe una posizione stupida, voglio dire, ma il problema è che gli impianti di incenerimento, come dire, non solo dovrebbero essere l'ultima specie, nel senso che dovremmo aver fatto tutto il possibile per riuscire obiettivamente a raggiungere quantomeno quella quantità di rifiuto che diceva, di materia prima, seconda, insomma indifferenziata, che diceva Paolo Contò, e allora ci renderemo conto che il Veneto, che ha 5 milioni di abitanti, con 24-25 kg a testa, che poi diventerebbero 50 con gli ingombranti e con lo spazzamento, comunque insomma anche in questa ipotesi, che peraltro è un'ipotesi suscettibile di ulteriori modifiche, e lo vedremo perché anche in sala ci sono figure insomma, che stanno sperimentando di più e di meglio su determinate questioni, ma dicevo, almeno raggiungendo questa noi ci troveremo in realtà in Veneto con 250.000 tonnellate di rifiuto secco indifferenziato. Voi capite che questa è la quantità che verrebbe smaltita da 1/1,5 impianti di incenerimento nel Veneto, quindi siamo a un livello tale per cui ne dovremo chiudere qualcuno di quelli che ci sono, tanto per capirci, insomma, e non ce ne sarebbe sicuramente la necessità di costruirne degli altri. Quindi io trovo che sia di per sé molto stupido andare a bruciare ciò che appunto abbiamo acquistato, insomma, profumatamente pagandolo, e che molto spesso è materia prima che non è in grado di riprodursi nello stesso tempo. Non solo, ma c'è anche un altro aspetto, che è un aspetto economico, che noi dobbiamo sapere, perché sennò in questo paese restiamo continuamente fregati da noi stessi, e cioè dalla nostra ignoranza, e cioè che nel nostro paese le fonti rinnovabili, che normalmente dovrebbero essere quelle fonti per definizione che sono in grado di essere di ricostruire se stesse nel periodo in cui vengono utilizzate, quindi che non producono sostanzialmente impoverimenti al pianeta Terra. Ecco, all'interno di queste fonti rinnovabili, appunto definendole e assimilate, no? Quindi con questa parola aggiuntiva, il nostro Paese ha inserito tra i CIP6, quindi tra i certificati che prevedono dal 92, da quando sono stati istituiti con la legge 6 appunto, la possibilità di premiare quelli che producono energia appunto da fonti rinnovabili. All'interno di queste fonti rinnovabili e o assimilate, insomma, oggi come oggi noi andiamo a pagare per i 3/4 della somma che complessivamente versa la nostra cittadinanza attraverso le bollette dell'Enel. Se voi guardate nella bolletta ve lo trovate. Ecco, il 3/4 di quella somma pagano esattamente gli impianti di incenerimento, il che vuol dire due cose. La prima, che il costo del rifiuto non è quello che vi stanno dicendo, perché il costo del rifiuto che va messo, che va portato negli impianti di incenerimento, non è solo quello che appunto viene quantificato con il costo di smaltimento, ma quantomeno, per non dire molto altro che poi si potrebbe anche dire, perché non abbiamo mai parlato dei costi post mortem, dei costi delle discariche che stiamo pagando per le bonifiche, dei costi dello smaltimento degli impianti di incenerimento, che quasi sempre godono di un'enorme quantità di denaro pubblico, che è denaro di tutti, anche quello bisogna quantificarlo prima o dopo, perché se no non possiamo dire che parliamo di una TIA, di una tariffa, nel momento in cui una quota di quel valore economico, di quel costo, non è applicato nella TIA, ma viene pagato attraverso contributi. Parlo solo per l'impianto di Cadelbue, mi ricordo l'ultimo stanziamento faceva la bellezza di 25 miliardi delle vecchie lire, quindi stiamo parlando di cifre di tutta sostanza per un impianto che non è riuscito a bruciare una tonnellata di rifiuto. Quindi se consideriamo tutti i costi che nessuno ha mai considerato e che mi piacerebbe sapere alla fine a quanto ammontano per tonnellata di rifiuto, e ci aggiungiamo 3 miliardi e 200 milioni di euro su 4 miliardi e 2, mi pare di ricordare, o 3, che sono stati pagati nel 2009 per i CIP6, 3 miliardi e 2 sono pagati esclusivamente perché gli impianti di incenerimento continuino ad incenerire ciò che appunto noi definiamo materia prima.